Taglio del costo del lavoro con l'esonero del versamento dei contributi previdenziali in agricoltura, e questo è l'importante risultato ottenuto dalla Coldiretti per sostenere le imprese agricole italiane duramente colpite a cascata dalla chiusura della ristorazione, che vede coinvolta nuovamente anche la Sardegna, passata lunedì scorso direttamente dalla zona bianca alla fascia arancione. È quanto scrive in una nota la Coldiretti Sardegna con riferimento all'ultimo provvedimento adottato dal governo presieduto da Mario Draghi per sostenere i settori dell'economia più colpiti dalla crisi generata dalla pandemia. Nel decreto sostegno approvato dal Consiglio dei Ministri, scrive l'Associazione Agricola, sono stati stanziati ulteriori 300 milioni di euro per garantire a gennaio l'esonero dal versamento dei contributi previdenziali e assistenziali delle imprese che operano su tutto il territorio nazionale e che appartengono alle filiere agricole, della pesca e dell'acquacoltura. È stato inoltre integrato di 150 milioni di euro il fondo del Ministero delle Politiche Agricole finalizzato al sostegno delle filiere agricole, della pesca e dell'acquacoltura. Secondo la Coldiretti Sardegna si tratta di provvedimenti necessari di fronte agli effetti della chiusura delle attività di ristorazione che si fanno sentire sull'intera filiera agroalimentare, con disdette di ordini per le forniture di molti prodotti agroalimentari, dal vino all'olio, dalla carne al pesce, dalla frutta alla verdura, ma anche su salumi e formaggi di alta qualità che trovano nel consumo fuori casa un importante mercato di sbocco.